Nidi e centri estivi, la Regione Veneto anticipa ancora una volta il governo, da lunedì si riparte, Zaia ha firmato l'ordinanza. Le mani dell''ndrangheta a Verona, le infiltrazioni nell'azienda municipalizzata dei rifiuti AIMA, tra gli indagati anche l'ex sindaco Flavio Tosi. Operazione dell'antimafia a Verona, il presidente della Regione Veneto commenta: non dobbiamo abbassare la guardia. I ristoranti della Buona Accoglienza siglano un protocollo per ripartire in sicurezza, serve però una Venezia diversa, con meno turismo di massa. Torna l'incubo acqua alta, previsto un picco di alta marea di 120 cm, l'assessore D'Este, un fenomeno anomalo in questo periodo. Il Covid-19 non ha fermato violenze e maltrattamenti verso le donne, aperti dal Comune 2 nuovi sportelli del centro antiviolenza a Venezia. 20 ballerini che danzano sulle note di zucchero nei luoghi più magici della città lagunare, nasce così il progetto L'Urlo della danza per Venezia. Buonasera, ben ritrovati, edizione veneziana dei nostri notiziari. Dunque, lo avete sentito dai titoli, Zaia firma la nuova ordinanza da lunedì sì anche ai nidi, con la possibilità dei centri estivi per bambini da 0 a 3 anni. Di nuovo la Regione anticipa il governo che non ha dato risposta sulle linee guida inviate ancora 10 giorni fa. Dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento di servizi, Siri che mi ha sentito, dall'8 giugno 2020 è consentito lo svolgimento dei servizi per l'infanzia per bambini di età compresa tra gli 0 anni e i 3 anni, nel rispetto delle corrispondenti disposizioni di cui alle linee di indirizzo contenute nell'allegato 2 dell'ordinanza 55 del 29 maggio 2020. Una storia che siamo abituati ad ascoltare. Il governo non dà risposte tempestive e le regioni in ascolto del territorio anticipano. Questa mattina il presidente Zaia ha firmato l'ordinanza anche per i nidi, la categoria 03, accogliendo le richieste di strutture, famiglie e pediatri. Le linee guida sono state predisposte dal Veneto con 10 giorni di anticipo, condivise con le altre regioni, validate dai servizi di Dipartimento di Prevenzione delle stesse. A tutt'oggi non abbiamo notizie, magari fra un minuto, un istante, un'ora, un giorno, una settimana, qualcuno ci chiamerà da Roma e dirà: anche noi vi abbiamo validato le linee guida, ma noi non possiamo attendere oltre. Linee guida che, in attesa di una risposta del governo, saranno così applicate. Ora toccherà alle strutture sul territorio recepirle ed organizzarsi. Nella stessa ordinanza firmata stamattina viene dato il via libera anche agli informatori scientifici del farmaco di rientrare negli ospedali. Riaperte anche le sale gioco dei bambini, per queste varranno le stesse regole stabilite per i parchi giochi. L'uso di piscine nei condomini e nei residence sarà consentito. L'efficacia temporale è fino al 27 di giugno. Non è una prova muscolare, ribadisce il presidente. La firma arriva oggi per dare il tempo alle strutture di organizzarsi. Grandi assenti restano sale da ballo, cinema, teatri, discoteche, sale bingo, fiere e sagre. A loro, con tutta probabilità, sarà dedicata la prossima ordinanza. La Regione potrebbe essere costretta ad anticipare anche in questo caso prove tecniche di autonomia. Il presidente continua a ribadire il valore e il significato della sua crociata per l'autonomia. L'autonomia, anche e soprattutto dopo quello che è accaduto con il coronavirus, ce la meritiamo ancora di più. È una squadra veneta che dimostra che davanti al problema lo affronta. Sapete qual è il problema? Che a Roma la parola autonomia la percepiscono come una sottrazione di potere. In Veneto invece la percepiamo come un'assunzione di responsabilità. Dovremmo trovare un punto di incontro. Le lunghe mani dell''ndrangheta a Verona, le infiltrazioni nell'azienda municipalizzata dei rifiuti, 2 dirigenti agli arresti domiciliari, tra gli indagati anche l'ex sindaco Flavio Tosi. La lunga mano dell''ndrangheta su Verona. Dopo Eraclea e Padova, la Procura distrettuale antimafia con il Servizio Centrale Operativo, la Questura di Verona e Venezia mette a nudo un altro sodalizio tra criminalità organizzata, imprenditoria e pubblica amministrazione. 26 le persone indagate, di cui 17 destinatari di custodia cautelare in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Agli arresti domiciliari 2 dirigenti di AMIA, l'azienda di rifiuti pubblica di Verona. La società gestisce dei corsi di formazione, quindi all'interno della gestione di questi corsi di formazione c'è stato un inserimento
di questa cosca, di questa 'ndrina 'ndranghettista che si è accaparrata del denaro pubblico. Tra gli indagati spiccherebbe il nome dell'ex sindaco della città scaligera Flavio Tosi. L'accusa nei suoi confronti sarebbe di peculato in relazione alla presunta distrazione da parte dell'ex presidente della municipalizzata Amia, ora ai domiciliari, di una somma di circa 5.000 euro, soldi per prestazioni mai eseguite in favore dell'azienda pubblica ma che sarebbero serviti nell'interesse di Tosi per pagare la fattura di un'agenzia di investigazioni privata. L'indagine, durata 2 anni, ha messo in luce la presenza di una struttura di criminalità organizzata autonoma, ma il cui vertice era saldamente legato all''ndrangheta calabrese riconducibile alla potente cosca degli Arena Nicoscia, di Isola di Caporizzuto, nel Crotonese. A organizzare, gestire e tirare le fila Antonio Giardino, detto Totareddu, con la famiglia sul territorio scaligero con un'attività edilizia, ma che in realtà gestiva rapporti con imprenditori locali e pubbliche amministrazioni di tipo economico-finanziario, volti al riciclaggio di denaro della Calabria, piuttosto che l'evasione fiscale. Oltre 130 i capi di imputazione che vanno a vario titolo dall'associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, trasferimento fraudolento di beni, emissione di false fatturazioni per operazioni inesistenti, truffa, corruzione e che ha portato ad un ingente sequestro di beni. Che sono stati sequestrati beni mobili, immobili, terreni, edifici, società, quote societarie, anche conti correnti per un valore totale di oltre 15 milioni di euro in un monitoraggio che va dal 2017 al 2019. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, nel commentare l'operazione della direzione distrettuale antimafia, ammonisce: non bisogna abbassare la guardia. Le azioni della nostra magistratura sono sempre ben accette e penso che, nel rispetto del fatto che il Tribunale poi emette le sentenze e non spetta a noi fare considerazioni, ma guardando da fuori dico anche che questa non è una novità, perché ricordo altre azioni, grosse attività della Procura di Venezia proprio in questo senso. Ovvio è che è inutile nascondersi dietro al dito, abbiamo già un processo nel quale siamo addirittura costituiti, come ripeto, in virtù di una legge regionale che tratta sempre questi fatti. C'è altra notizia oggi, penso che il substrato ci sia. Il substrato è dato anche dalle crisi economiche, dalle difficoltà delle imprese e anche dalla ricchezza magari dei territori, quindi territori che rischiano di essere quasi per contrappasso fertili, no? Per alcune attività. Non lo sono magari in un periodo economico poco favorevole, ma lo sono per attività poco lecite. E penso che questo ci permetta di dire che non dobbiamo abbassare la guardia. Felice Maniero è stato condannato a 4 anni per maltrattamenti sulla compagna. L'ex boss della Mala del Brenta ha rinunciato a collegarsi dal carcere per motivi di salute. Il giudice ha così rinviato la lettura della sentenza, disponendo una verifica in carcere delle condizioni di Maniero. Sintomatologia pretestuosa ha stabilito il medico ed è quindi stato emesso il verdetto. Dopo il Covid a Venezia, i ristoranti della Buona Accoglienza hanno sottoscritto un interessante ed articolato protocollo per riaprire in sicurezza per clientela e personale. Si punta ad un turismo diverso e di prossimità. La crisi è stata ed è ancora drammatica, ma Venezia è pronta a ripartire, purché immagini un turismo diverso. Lo dice Cesare Benelli, guru della ristorazione veneziana. È stata durissima come tutti, drammatica quasi, perché tante necessità non sono state soddisfatte, a cominciare dalla cassa integrazione che è ancora sospesa. Il Comune di Venezia ha accolto diverse richieste avanzate dai ristoratori, che hanno sottoscritto un protocollo per la ripartenza in grande stile e massima sicurezza. Devo dire che più di qualche richiesta da parte del Comune è stata accolta, non ultima appunto quella dell'estensione dei plateatici, che consente di coniugare le norme di sicurezza con la perdita di potenzialità economiche dei ristoranti, e quella ci è stata concessa. Noi abbiamo avuto il 50% di estensione dei plateatici. Si comincerà però da una Venezia diversa. Dovrà ripartire riimmaginandosi completamente.
basta grandi numeri, basta turismo di mordi e fuggi, e reinvestire sul turismo di qualità e poi anche, se posso dirlo, ci vuole creatività, nuove idee, nuove forze per creare altre forme di economia. Fondo di indennizzo per i risparmiatori delle Popolari Venete. Il termine per presentare domande è stato prorogato dal decreto Cura Italia il 18 giugno, ma per le associazioni dei consumatori la scadenza va ulteriormente rinviata per dare la possibilità a tutti di accedervi. Ora si mobilita con un appello al Ministero dell'Economia anche un gruppo di avvocati. Molte persone stanno arrivando ora, a pochi giorni dalla scadenza, con la documentazione che la banca gli ha dato da poco. A volte molta documentazione anche manca e quindi rischiamo veramente che molte persone possano restare fuori. Anche gli avvocati si stanno muovendo al fianco delle 6 principali associazioni dei consumatori per chiedere il rinvio del termine di presentazione delle domande per accedere al fondo di indennizzo dei risparmiatori di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. La data del 18 febbraio era stata spostata al 18 aprile per le incertezze che il procedimento presentava inizialmente. Poi il Covid ha fatto il resto. Ora la scadenza è fissata al 18 giugno, le associazioni hanno già scritto alla Consap, ora si muovono anche i legali. Anche noi avvocati siamo circa un centinaio, ci siamo un po' conosciuti a seguito del processo contro Zonin e altri, del processo di Popolare di Vicenza. Ci siamo parlati e abbiamo convenuto che anche per noi sarebbe opportuno quanto chiesto già dalle più importanti associazioni dei consumatori, e cioè fare questo rinvio a dopo il 18, magari anche un mese, per consentire di dar sfogo a tutte quelle pratiche che si sono bloccate a seguito anche del periodo del coronavirus. 1,5 miliardi di euro l'ammontare del fondo, migliaia le pratiche già inoltrate e molte altre ne stanno arrivando. Il nostro appello è proprio per le persone, e va loro consentito a tutti di fare questo accesso. Non si tratta di speculatori, si tratta di persone veramente della porta accanto che sono caduti in questa rete. Ecco. L'analisi di Ascom Venezia è dura, una parte delle attività nemmeno aprirà più, incassi quasi a zero in questi primi giorni di ripresa, la città è vuota, il governo latita, i commercianti vogliono riaprire rispettando le regole, ma la strada si preannuncia in salita. I grandi alberghi al massimo che apriranno sarà a luglio, la situazione non è rosea. Noi abbiamo negozi che hanno aperto, hanno fatto incassi zero, 30 euro. La ripresa del commercio a Venezia, come spiega il presidente di Ascom Roberto Magliocco, è ancora ferma al palo. La fase 2 per noi non è ancora cominciata, in quanto va in giro per Venezia è vuota. Noi speriamo che con l'apertura degli aeroporti, con il ritorno delle navi, il turismo comincia a muoversi. Magliocco chiama in causa il governo. Dovrebbe dare dei contributi a fondo perduto, dovrebbe sospendere le tasse ma non rinviarle, perché se io non produco reddito oggi come faccio a pagare fra 6 mesi il reddito di oggi che non ho avuto soldi? In centro storico alcuni negozi non riapriranno nemmeno. Noi abbiamo fatto 2 conti, il 10% delle attività non riaprirà con la stessa partita IVA. Per quanto riguarda l'acqua alta, l'amministrazione ha cominciato a liquidare i danni che si sono procurati con le aziende con l'acqua alta. Ecco, c'è un'unica difficoltà, che molte aziende, siccome il rimborso è condizionato al fatto che presenti una fattura quetanziata, molte aziende non avevano liquidità sufficiente per quetanziare le fatture, praticamente sono rimaste escluse dai rimborsi, e quello secondo me è un fatto che doveva essere rivisto. Acqua Alta ha previsto un picco di 120 cm per questa sera, un fenomeno anomalo per il periodo. Negli ultimi 20 anni in giugno è successo solamente 3 volte. Dopo i danni dello scorso 12 novembre, con l'ultima previsione torna l'incubo Acqua Alta Venezia. Alle 22:30 infatti si prevede un picco massimo di 120 cm, un fenomeno anomalo per il periodo. Negli ultimi 20 anni, in giugno, il livello ha superato i 100 cm solo 3 volte.
il 6 giugno del 2002 con 121 centimetri, il 6 giugno del 2009 con 105, il 16 giugno 2016 con 117. Ecco, particolarmente quindi è particolare proprio il livello della marea astronomica che questa sera segnerà 83 centimetri. Con gli 84 centimetri di aprile sono le maree astronomiche più alte degli ultimi 150 anni. Il livello quindi di marea così elevato è purtroppo causato dalla coincidenza di 3 fattori, principalmente marea astronomica altissima, la concomitanza del passaggio di un minimo depressionario sul Veneto e venti di scirocco lungo l'Adriatico. Un fenomeno anomalo ma che non dovrebbe destare particolare preoccupazione, rassicura D'Este. Ci sentiamo sufficientemente sereni da dire alle persone, insomma, che riteniamo che tutto si rispecchierà in quanto abbiamo segnalato, ovvero in una marea circoscritta e data da un picco massimo di 120. Su questo noi siamo abbastanza tranquilli, poi ci siamo peraltro preoccupati preventivamente questa volta per quanto riguarda l'area di Pellestrina, dove avevamo già dato corso ai lavori per innalzare la muretta frontale proprio per le alte maree, in corso d'opera, quindi abbiamo provveduto ad avvicinare all'area interessata, maggiormente interessata, altre 6 pompe nell'eventualità che e 2 righe di sacche. Venerdì sera alle 22:55 invece si prevedono 100 centimetri. Incendio oggi, poco prima delle 13, all'interno di un garage di via Trento a Spinea, estesosi all'abitazione. Il bilancio è di 2 feriti. Un uomo è stato accompagnato al centro grandi ustioni di Padova dopo essersi ustionato mentre cercava di domare il rogo, e una donna ferita lievemente alle mani portata al pronto soccorso di Mirano. Al vaglio dei vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre da Mira e Mestre, con 2 autopompe, un'autobotte e un'autoscala. Le cause dell'incendio: i pompieri hanno evitato che il rogo distruggesse l'intera casa. L'edificio al momento risulta inagibile. Inaugurati 2 nuovi sportelli del centro antiviolenza per dare maggiore sostegno alle donne in difficoltà, soprattutto dopo questo periodo di isolamento che si è rivelato particolarmente difficile. Sentiamo. Tra marzo e maggio sono state 79 le donne seguite attraverso colloqui di accoglienza, monitoraggio, consulenze psicologiche e lavorative. 14 le attivazioni con il pronto soccorso dell'ospedale All'Angelo di Mestre e del Civile di Venezia, con i quali è attivo un protocollo che garantisce la reperibilità 24 ore su 24. Anche alla luce di questi numeri e per tenere alta l'attenzione e garantire un'azione sempre più capillare sul territorio, il Comune ha inaugurato 2 nuovi sportelli del centro antiviolenza a 25 anni dal primo presidio di Mestre, Villa Groggia Cannareggio e gli uffici comunali dei servizi sociali di via Gallo al Lido. L'inaugurazione alla presenza dell'assessore Venturini e del vice sindaco Colle. Diventano quindi 3 le possibilità di accesso attraverso gli sportelli del centro antiviolenza, che vanno di pari passo col contatto telefonico o via mail. È un impegno che non si è mai fermato nemmeno in questi giorni, anzi a maggior ragione in queste settimane di particolare tensione sociale e di chiusura nelle case delle persone. Sono stati registrati molti episodi su cui sono intervenute subito le nostre assistenti, le nostre psicologhe, che hanno accompagnato e aiutato e messo in sicurezza 12 donne in questo periodo. Quindi sono numeri davvero che fanno pensare all'importanza di questi servizi e all'importanza di rafforzarli di anno in anno. Ad oggi sono supportate nelle case rifugio 5 donne con 6 figli minorenni. 12 quelle che hanno invece richiesto un allontanamento dal loro contesto di vita e sono state inserite in strutture con la garanzia di protezione. Sono solo che da ringraziare tutte quelle persone che operano per dare una mano al prossimo, in questo caso le donne. Gli sportelli a Venezia saranno aperti dall'8 giugno, tutti i lunedì prevalentemente su appuntamento. La mattina a Villa Groggia, il pomeriggio al Lido. Ed ora un video mozzafiato in una Venezia mai vista così prima. 20 ballerini all'opera in alcune delle località più magiche della città. Le note di zucchero, così la scuola di danza ha voluto testimoniare l'amore per Venezia e il desiderio di ripartire della città. Non è più tempo di gioie e lacrime.
Mettici la città più bella del mondo, Venezia. Al suo fascino abbina la musica delle inimitabili note di Zucchero Fornaciari, 20 ballerini, la grande passione creativa di Elena Costantini e Fabrizio Franzoi. È nato così il progetto artistico L'Urlo della danza per Venezia con la brillante regia di Andrea Rizzo. Nell'arco di 10 giorni abbiamo sentito questa canzone meravigliosa di Zucchero e ci volevamo creare un balletto, poi da questo balletto ci è venuto in mente di fare un video. Abbiamo cominciato a pensare dove poterlo registrare e chiedendo permessi, chiaramente distanze di sicurezza, mascherina perché siamo in un periodo delicato. Abbiamo cominciato a pensare a Piazza San Marco, vari posti di Venezia all'aperto e pian piano siamo andati su, ma tutto nel giro di una settimana e con le ragazze che ovviamente non vedevamo da 3 mesi, con delle pezzi di coreografia già pronti. Poco meno di 4 minuti e mezzo di emozioni e magia che anche il governatore Zaia ha voluto condividere nella sua pagina Facebook e con una partecipazione d'eccezione, quella della Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano. Abbiamo deciso di sposare quest'arte in una città che di arte vive e come tale nel mondo rappresenta l'icona della bellezza e l'icona di tutto ciò che chiunque trova non può che creare stupore quando la guarda. Molti hanno collaborato a questo progetto artistico. Quello che noi vorremmo è chiedere: guardatelo e condividetelo. Stiamo ricevendo condivisioni dalla Russia, dalla Germania, dall'America e questo vuol dire che Venezia manca tanta gente. Venezia ce la farà? Io ti aspetto, lo sai. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dal nostro territorio, ma nella giornata di venerdì 5 giugno causerà ancora qualche conseguenza. Nel dettaglio sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso con piogge e temporali piuttosto frequenti. A partire dalle ore pomeridiane avremo un miglioramento con pause asciutte e soleggiate. Entro la nottata il fronte perturbato avrà definitivamente lasciato la nostra regione. Temperature in ripresa, minime tra 11 e 15 gradi, massime tra i 19 e i 25 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente avremo diffuso maltempo, dal pomeriggio qualche schiarita, via via entro sera fenomeni in esaurimento. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 18 e i 21 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove avremo poche novità. Precipitazioni diffuse che via via lasceranno posto con il passare delle ore a un tempo decisamente più asciutto. Temperature minime sui 9 e 11 gradi, massime invece fino ai 23 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.